Per chiudere il bilancio la Corte dei Conti ha certificato che occorrono quasi 650 milioni di euro, la somma che serve per coprire la spesa sanitaria visto che la Regione ha previsto una compartecipazione al 42% e lo Stato chiede invece una garanzia al 49%. Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, chiede aiuto al Presidente del Consiglio, Mario Monti. L'obiettivo è l'abbattimento della quota di compartecipazione. Se entro martedì non ci dovesse essere l'accordo con Roma, l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao, intervenendo a Sala d'Ercole, ha annunciato l'avvio dell'esercizio provvisorio con il conseguenziale blocco delle spese straordinarie e il pagamento in dodicesimi delle obbligatorie per gli stipendi ai dipendenti regionali e i fornitori. Si attendono sviluppi da Roma. Domenica mattina il Premier Monti incontrerà le regioni. Il presidente Lombardo gli ha inviato una lettera chiedendo il confronto sul federalismo fiscale. Speriamo di trovare l'accordo sulla spesa sanitaria, afferma l'assessore Armao, magari consentendo la sua copertura anche al 49% grazie ai nuovi trasferimenti e in questa direzione basterebbe applicare il federalismo fiscale, dandoci la possibilità di trattenere le accise nell'isola. In caso contrario sarà necessario avviare l'esercizio provvisorio per cercare nel frattempo una soluzione. E intanto all'Ars non è più in agenda la manovra finanziaria. Il presidente Francesco Cascio ha annunciato che la finestra legislativa destinata a varare leggi urgenti prima della finanziaria doveva terminare mercoledì prossimo ed invece verrà prolungata fino al 13 dicembre. Le priorità diventano adesso la riduzione del numero dei deputati e le modifiche al sistema di esenzione del ticket, la riforma delle ASI e la ricollocazione del personale dell'ente fiera del Mediterraneo. Ma Cascio non esclude altri disegni di legge di riforma discussi in conferenza dei capigruppo, come la presentazione di una norma che prevede di svincolare il destino dell'Ars da quello del presidente della regione. Tra i disegni di legge che saranno discussi la prossima settimana anche il riconoscimento delle coppie di fatto sostenuto dal Partito Democratico con Pino Apprendi.